11 in punto, buongiorno, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3 per portarvi all'interno delle notizie principali della giornata con i nostri inviati e tutti gli aggiornamenti dal territorio. E allora iniziamo subito da Padova, dove la polizia ha arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia, sorpreso mentre stava rubando. Ci aggiorna in diretta Marta Zatta, con lei Cristian Roccaiende. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Continuano i controlli a tappeto delle forze dell'ordine sul territorio padovano, sia per i furti sia per i maltrattamenti in famiglia. Sono purtroppo ormai all'ordine del giorno. L'ultimo caso riguarda un 37enne di origine tunisina bloccato prima dai vigilantes in zona Stanga perché il giorno precedente aveva rubato un paio di scarpe all'interno di un negozio. Ecco, i vigilantes l'hanno riconosciuto dalle telecamere di videosorveglianza e l'hanno inseguito e fermato. Sono intervenute prontamente sul posto la questura di Padova, che ha proceduto alla sua identificazione, l'ha portato in questura e ha proceduto alla sua identificazione. Ecco, da qui è risultato che l'uomo è destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla questura di Reggio Emilia, perché tra il 2018 e il 2021 maltrattava praticamente sua moglie anche in presenza del figlio minore. Ecco, ora l'uomo è stato portato nel carcere Due Palazzi di Padova e dovrà appunto scontare una pena di oltre 2 anni di carcere per i reati commessi. Quindi purtroppo continuano episodi di maltrattamenti in famiglia, anche in presenza di figli minori. Risale proprio ieri un altro caso avvenuto a San Martino di Lupari, sempre quindi nel territorio padovano, ma continuano anche purtroppo i reati predatori, le razzie, i furti in casa anche nel territorio padovano, così come in tutto il Veneto. Noi ovviamente continueremo a raccontarvi tutto quello che accade sul nostro territorio. Per il momento dalla questura di Padova è tutto, alta la linea. Con lei Cristian Roccaiende per questa vicenda, e restiamo a Padova con il processo per un femminicidio che aveva sconvolto la comunità padovana e non solo. Ieri in corte d'assise a Padova, terza udienza del processo contro Andrea Favero, il 39enne di Vigonza, accusato di aver ucciso l'ex compagna gettandola dal cavalcavia dell'autostrada A4. Confidenze fatte durante l'ora d'aria nel campo da calcio del carcere Due Palazzi di Padova. Andrea Favero avrebbe confessato il delitto dell'ex compagna Giada Zanola ad un altro detenuto, un 69enne condannato per omicidio ed evasione, che di recente è stato trasferito nel carcere di Rovigo dopo aver raccontato al pubblico ministero quello che Andrea Favero gli aveva confidato. Il suo racconto ieri durante l'ennesima udienza del processo contro il 39enne di Vigonza, accusato di aver ucciso l'ex compagna il 29 maggio del 2024 gettandola dal cavalcavia sopra l'autostrada a pochi metri dalla loro abitazione, dopo averla intontita con farmaci come benzodiazepine. Il 69enne, carcerato, durante la sua testimonianza ha detto di aver anche esortato Favero a confessare davanti ai giudici, ma il 39enne gli avrebbe risposto che per lui Giada si era suicidata. Durante l'udienza sono emersi anche i dettagli dell'esame autoptico sulla vittima. La 31enne aveva tracce del DNA di Favero sotto le unghie, nel corpo della donna anche tracce di liquido seminale dell'ex compagno, segno che c'era stato un rapporto sessuale, da capire se lei fosse già tramortita dai farmaci quando è avvenuto, un aspetto che verrà discusso nella prossima udienza del processo prevista a gennaio. Andrea Favero aveva parzialmente ammesso l'omicidio parlando con un poliziotto poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Giada. Quando era solo il compagno della vittima, era esploso a piangere e aveva ammesso le sue colpe. Il poliziotto della squadra mobile ieri ha riferito in aula di aver chiamato subito il pubblico ministero, ma Favero non ha più ripetuto quella versione, ovvero di aver sollevato il corpo di Giada tramortito dai farmaci e gettato dal cavalcavia. La loro auto era stata ripresa dalle telecamere mentre percorreva la strada di Via Prati che porta al luogo della tragedia. Prima pretende soldi dalla compagna, poi la aggredisce davanti al figlio. È accaduto sempre nel padovano, questa volta a San Martino di Lupari. Un 40enne è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare.
Pretende soldi dalla compagna, ma il suo rifiuto davanti al figlio minore la afferra per il collo nel tentativo di strangolarla. Si tratta dell'ennesima storia di violenza domestica, questa volta avvenuta a San Martino di Lupari, dove i carabinieri hanno eseguito un allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di un quarantenne residente nell'Alta Padovana e già noto alle forze dell'ordine. A lanciare l'allarme è stato il fratello della donna, che ha contattato il 112 dopo l'aggressione avvenuta tra le mura domestiche. La vittima, per mettersi in salvo, si è rifugiata con il figlio nella vicina abitazione dei genitori. I militari della stazione di San Martino di Lupari, allertati dalla centrale operativa di Cittadella, sono prontamente intervenuti e hanno individuato e bloccato l'uomo nel cortile della casa. La donna, con evidenti segni di violenza sul collo, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Cittadella. Secondo la ricostruzione, l'uomo, dopo aver trascorso fuori l'intera mattinata, avrebbe preteso con insistenza denaro dalla compagna, unica fonte di reddito della famiglia, reagendo con violenza al rifiuto. Informata la procura di Padova, è scattato l'allontanamento d'urgenza. Il giudice ha poi convalidato la misura, disponendo anche il divieto di avvicinamento alla vittima e il divieto di dimora nel comune di residenza della donna. Aspirante terrorista assembleava armi e ordigni artigianali in casa, arrestato dagli uomini della Digos di Treviso e Milano. Stiamo parlando di un 15enne studente di liceo classico residente nel Coneglianese. Diffondeva messaggi di odio e incitava alla violenza, nel mirino di un 15enne italiano vicino agli ambienti di estrema destra suprematista, stranieri ed ebrei. Gli investigatori hanno fatto irruzione nell'abitazione del giovanissimo ed hanno trovato e sequestrato numerosi componenti di facile reperimento pronti per l'assemblaggio e compatibili con la realizzazione di armi e ordigni artigianali. Sono stati inoltre trovati fogli manoscritti con disegni di armi e parti di armi e indicazioni per il confezionamento di munizioni artigianali. Il 15enne di buona famiglia residente nel Coneglianese, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, è stato arrestato. Le accuse gravissime: istigazione a delinquere ed apologia di reati di terrorismo, nonché di autoaddestramento e addestramento con finalità di terrorismo, tutti aggravati dall'uso del mezzo telematico. Il provvedimento costituisce l'esito della costante attività di prevenzione finalizzata ad intercettare tempestivamente pericolosi fenomeni di radicalizzazione ideologico-religiosa e contrastare episodi di xenofobia e antisemitismo anche a tutela delle comunità ebraiche. In particolare, dal monitoraggio degli ambienti dell'estrema destra suprematista online di matrice neonazista è emerso all'attenzione un profilo attivo su alcune piattaforme social, Telegram e Signal, che pubblicava frequenti incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba e antisemita, nonché frasi che inneggiavano ad atti di terrorismo e di esaltazione dei materiali esecutori degli stessi, tanto da affermare di aver già in parte costruito un'arma da fuoco. Massimo riservo degli investigatori, che stanno continuando ad indagare e che presto potrebbero portare ad ulteriori importanti risvolti. Il 15enne potrebbe non aver agito da solo. La notizia è piombata nella Marca, lasciando l'intera provincia sotto shock. La notizia è agghiacciante e preoccupante, innanzitutto per il protagonista, che è un ragazzo di 15 anni del nostro territorio, che stava quantomeno progettando e meditando qualcosa certamente di non bello. Siamo tra l'altro reduci da immagini che arrivano dall'Australia, altre situazioni che arrivano dagli Stati Uniti che lasciano sempre lo sgomento, e pensare che qui nel nostro territorio uno dei nostri ragazzi possa solo pensare di cominciare a progettare qualche gesto estremo costruendosi una pistola, credo francamente sia preoccupante. Un quadro indiziario da cui è emerso chiaramente l'avanzato stadio di radicalizzazione ideologica maturato dal giovane trevigiano. Dobbiamo tutti richiamare un po' allo spirito di comunità, alla responsabilità e soprattutto abbassare i toni. Forse anche il dibattito politico non aiuta a raffreddare certi spiriti, e quindi è un appello alla responsabilità da parte di tutti. I giovani di oggi sono diventati un allarme sociale, non ha mezzi termini. Il sociologo Vittorio Filippi, commentando l'arresto del 15enne che incitava alla violenza e al terrorismo.
è l'ennesimo tassello di una condizione giovanile ormai connotata dalla violenza. In un certo senso stiamo andando verso il clima, se qualcuno ricorda, degli anni 70, solo che all'epoca la violenza giovanile era connotata molto ideologicamente, molto politicamente, e oggi assume una varietà di vesti che va dalla tifoseria sportiva al discorso delle baby gang, quindi alla violenza più o meno gratuita, e poi addirittura salendo di tono a un discorso di tipo, sento, terroristico. Si parla ormai di precoci violenti. L'età di questi ragazzi che commettono reati gravissimi, come nel caso del 15enne arrestato a Treviso dalla Digos, è sempre più bassa. Noi siamo davanti alla questura, però io direi che più che la questura alle mie spalle vorrei avere le famiglie alle mie spalle, perché il discorso non è contenuto ovviamente è un discorso di polizia, di carabinieri, di guardia di finanza, ma è un discorso di sapere cosa si è rotto nel meccanismo educativo delle famiglie. Qualcosa nei legami familiari si è frantumato, ha detto il sociologo. Non c'è più un controllo culturale, non ripeto solo poliziesco, della società degli adulti nei confronti delle nuove generazioni, e lo trovo un aspetto di disgregazione sociale, un aspetto di dissoluzione di regole più o meno condivise, che però non promette nulla per il futuro, perché le cose poi tendono, come lo vediamo già da questi avvenimenti, tendono sempre di più a rimbalzare, a ripetersi ed amplificarsi, quindi non c'è un limite, la tendenza è appunto all'avvitamento su se stessa appunto di una violenza giovanile. Restiamo a Treviso, andiamo subito in tribunale dalla nostra Daniela Sizia per la sentenza arrivata proprio pochi minuti fa per l'omicidio Ceschin. Buongiorno a Daniele, buongiorno agli avvocati. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. L'hai detto tu, pochi minuti fa la sentenza per l'omicidio di Margherita Ceschin, uccisa nel giugno del 2023 a Conegliano. 4 oggi gli imputati, 2 assoluzioni, 2 ergastoli. Io sono con gli avvocati, l'avvocato Mauro Serpico. Intanto buongiorno. Buongiorno. E l'avvocato Fabio Crea, buongiorno anche a lei. Buongiorno, grazie. Partiamo subito da 2 ergastoli. I 2 ergastoli sono gli autori considerati accusati e considerati gli autori materiali del delitto, Matteo Garcia e Luciano Lorenzo. 2 ergastoli, se l'aspettava, avvocato? Ma diciamo che sicuramente era prevedibile una decisione dal polso molto duro da parte dell'autorità giudiziaria, tenuto conto anche della particolare pubblicità a livello mediatico che ha avuto il caso e oggettivamente anche la gravità. È chiaro che nel momento in cui si fossero convinti i giudici del fatto che il mandato fosse stato un mandato omicidiario, la pena non poteva che essere quella dell'ergastolo. Omicidio volontario aggravato, questa è l'accusa? Sì, diciamo che siamo parzialmente soddisfatti del fatto di essere riusciti quantomeno a escludere alcune circostanze aggravanti, e in particolare quella delle crudeltà, delle sevizie e quello delle più persone riunite. Rimane in piedi quella della premeditazione, su cui avevamo però discusso in maniera importante durante la nostra arringa. Probabilmente non siamo riusciti a convincere, anzi evidentemente non siamo riusciti a convincere l'autorità giudiziaria. Ci proveremo chiaramente in grado d'appello, perché rimaniamo comunque convinti di quelle che sono la nostra ricostruzione, di quella che è la nostra ricostruzione dei fatti che abbiamo offerto durante la nostra discussione. Avvocato, lei ha parlato con i suoi assistiti subito dopo la sentenza, che cosa le hanno detto? Beh, è chiaro che in questo momento le parole valgono veramente poco, c'è forte delusione, forte rammarico, loro si ritengono estranei al fatto, così come è stato ricostruito in aula. Ritengono chiaramente di avere partecipato, di aver avuto un qualche ruolo nella vicenda, ma non sicuramente quello che gli è stato riconosciuto oggi con la sentenza. Soddisfazione invece per l'avvocato Fabio Crea, perché il suo assistito è stato assolto, anche se rimane in piedi il favoreggiamento. Sì, è stato assolto dal reato di concorso in omicidio aggravato, e la Corte d'Assise ha ritenuto che ci siano gli estremi per l'ipotesi di favoreggiamento, e quindi ha rinviato gli atti alla Procura per questa ipotesi residuale. Avvocato, lui ha sempre detto, Guzman, io non sapevo nemmeno di che cosa si stava parlando. Prima, quando l'abbiamo intervistato, ha detto: io mi sono trovato in galera e non sapevo nemmeno perché.
Sì, in galera c'è rimasto 2 anni per l'accusa di omicidio, concorso in omicidio aggravato. Fortunatamente siamo arrivati a una soluzione che è quella che ci aspettavamo, che è quella che auspicavamo e quindi lui comunque nel rammarico di aver avuto una lunga detenzione comunque ovviamente è soddisfatto, perché quello che poi conta è la pena e non tanto la custodia cautelare. Assistito anche invece era il mandante, l'ex marito di Margherita Ceschin, che è morto qualche tempo fa, e per lui si era conclusa così tutto, ovviamente per morte, tutto l'iter giudiziario. Sì, l'udienza successiva, la prima udienza utile successiva al suo decesso è stata pronunciata dalla Corte d'Assise una sentenza, chiamiamola procedurale, di non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo, quindi per lui la vicenda processuale si era conclusa con la sua morte. Per Guzman invece, per il favoreggiamento, che cosa accadrà? Quali sono i suoi passi, avvocato? Più che i miei, da parte della Procura, che adesso dovrà notificare un'accusa, una chiusura indagini per quanto riguarda il reato di favoreggiamento. Ci difenderemo in un processo dibattimentale anche lì, perché anche per quello riteniamo che non ci siano gli elementi di una sua consapevolezza dell'omicidio e quindi di un ausilio dato all'amico Sergio Lorenzo. Quindi ci aspetteremo anche lì dopo il processo una sentenza di assoluzione. Grazie davvero, grazie all'avvocato Serpico e all'avvocato Crea. Dal Tribunale qui da Treviso è tutto, la linea è nuovamente allo studio. Grazie davvero Daniele, grazie anche ai 2 avvocati per averci dato praticamente in tempo reale la sentenza del processo per l'omicidio Ceschin. E adesso andiamo a Venezia, perché sono ore di apprensione per le sorti di un pescatore 60enne scomparso, disperso in laguna. La sua imbarcazione è stata trovata poco fa ribaltata, massiccia la presenza di imbarcazioni per le ricerche. Allora, tutti gli aggiornamenti in collegamento con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Sì, buongiorno Francesca, a te i nostri telespettatori. Sì, al momento sono 6 le unità della Guardia Costiera di Venezia, ma anche di Jesolo, e i Vigili del Fuoco, e 6 le pattuglie unità sia ovviamente acque che di terra, che stanno cercando quest'uomo di cui si sono perse le tracce dopo una pesca notturna. Ciò che fa temere e fa aumentare anche la preoccupazione è il fatto che la sua piccola imbarcazione sia stata ritrovata capovolta. Siamo nella zona al largo di Punta Sabbioni, non distante dalla zona del Baccano, quella striscia di terra sabbiosa che appunto è nota a Venezia, dove peraltro anche sabato pomeriggio purtroppo un elicottero ha dovuto fare un atterraggio di emergenza. In questo caso tutto è andato bene. Questa volta è stata ritrovata questa imbarcazione, sono in corso le ricerche ostacolate fin dalle prime luci dell'alba, anche dalle condizioni meteo, nel senso che qui c'è al momento una nebbia abbastanza fitta a banchi che oltre a rendere difficoltosa la vista in laguna e quindi anche a rallentare le operazioni di ricerca e eventualmente di soccorso, ha impedito di utilizzare almeno in prima battuta anche l'elicottero, che era stato allertato subito perché le condizioni meteo non consentono al momento un sorvolo nell'area. Si teme che questo pescatore, occupante del barchino, magari possa essere scivolato, caduto in acqua, e chiaramente sono momenti di apprensione, perché in dicembre, con le temperature che ci sono e appunto con questa nebbia, chiaramente più passa il tempo, più le operazioni diventano difficili. La speranza è ovviamente quella di trovare vivo il pescatore. L'hanno ribadito anche le forze dell'ordine, che si sta cercando una persona viva, però è un po' una corsa contro il tempo. È stato un familiare dell'uomo, peraltro dalle prime informazioni che si hanno questo pescatore era anche
molto esperto, residente nella zona, per cui una persona che conosce perfettamente cosa significhi uscire di notte, andare a pesca anche in questo periodo, conosce bene le insidie, il fatto che non lo si ritrovi, si tema magari un incidente, una caduta accidentale o qualcos'altro. Sono ovviamente tutte ipotesi, la cosa certa è che in questo momento 6 unità di soccorritori delle forze dell'ordine lo stanno cercando e al momento purtroppo le ricerche non hanno dato alcun esito, tranne appunto il barchino che è stato ritrovato rovesciato nella zona di Punta Sabbioni, è stato localizzato, ma ora tutti sono concentrati ovviamente sulla persona. Naturalmente Lorenzo, se dovessi avere degli aggiornamenti chiedici la linea in qualsiasi momento. Grazie davvero a Lorenzo Maier. A voi. Grazie, buon lavoro Lorenzo, grazie davvero per questo importante aggiornamento. Si svolgerà questa sera il sit-in a Torri di Quartesolo in ricordo di Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante nel cortile della sua abitazione, morta dopo alcuni giorni d'agonia. Contemporaneamente a Vo Euganeo, città di origine della donna, si svolgerà una fiaccolata. Per noi da Torri di Quartesolo, Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina. Scusate, allora andiamo con l'incidente che c'è stato questa mattina a Thiene, davvero una fortuna che l'automobilista che si è vista arrivare sull'auto una ruspa trasportata da un camion, rimasta miracolosamente illesa. Tutti gli aggiornamenti con Nancy Galdi. Incidente questa mattina verso le 9:10 a Thiene, in via Gombe, all'altezza del sottopassaggio davanti al supermercato Tosano. Coinvolti 2 mezzi, un camion che trasportava una ruspa sul rimorchio e un'auto. Il mezzo pesante non avrebbe calcolato correttamente l'altezza del carico. La ruspa ha urtato la volta del ponte, causando lo sbandamento del camion. Il carico si è così riversato sull'asfalto, schiacciando lateralmente l'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, tra i piloni del sottopassaggio e il mezzo pesante. Alla guida della vettura una donna di circa 50 anni, miracolata, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso, ma non avrebbe riportato lesioni importanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio per la rimozione del carico e la polizia locale di Thiene per effettuare i rilievi. Presente anche il sindaco di Thiene, Gian Antonio Michelusi, per verificare la situazione. Il sottopasso ferroviario di via Gombe si conferma così un punto critico della viabilità cittadina. Non è la prima volta che si verificano incidenti di questo tipo, complice l'altezza limitata del ponte. Lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo con la politica, andiamo in Consiglio regionale a Venezia, in corso Consiglio regionale durante il quale il Presidente Stefani ha presentato il suo programma politico per i prossimi anni. E allora ci colleghiamo subito con il nostro Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenne 3. Siamo con Alberto Bozza, consigliere regionale di Forza Italia, nonché candidato in pectore per diventare capogruppo. Che legislatura sarà quella che ci attende? Una legislatura sicuramente nuova, perché il Presidente, la Giunta e il Consiglio sono fortemente rinnovati, ma credo nella continuità della tradizione del buon governo nel centrodestra. Una legislatura che auspichiamo sia ovviamente di coinvolgimento, di confronto, di collegialità, proprio per dare quelle risposte ai nostri concittadini veneti che ci hanno premiato con il consenso elettorale, e oggi ovviamente dobbiamo mettere in campo non solo un programma che già abbiamo condiviso, ma anche giorno per giorno dare delle risposte a quelle che i nostri cittadini si aspettano. Ho detto che lei probabilmente sarà capogruppo di Forza Italia, diciamo che bisogna bruciare i tempi in questo momento perché bisogna decidere anche che cosa fare nelle prossime giornate. Sappiamo che si preannuncia comunque un Natale di lavoro qui in Consiglio regionale. Sicuramente sì, perché dobbiamo programmare l'attività, non solo quella di fine anno, ma già impostare quella nuova. Abbiamo un bilancio alle porte che dobbiamo assolutamente approvare, quindi prima rendiamo operativa
diciamo l'attività dei capigruppo e dei presidenti di commissione, più prima riusciamo a ovviamente agire in tal senso, ma credo insomma che da buoni veneti sapremo far bene. Grazie Bozza e in bocca al lupo per il suo lavoro. La lasciamo rientrare in aula. C'è da dire, tra poco sentiremo anche che cosa ha detto oggi il presidente Alberto Stefani in aula. Questa seduta del Consiglio regionale è stata contraddistinta anche da un flash mob organizzato dalla CGIL all'ingresso di Palazzo Ferrofini. Era un flash mob, è stato un flash mob organizzato dalla CGIL di Venezia, nel quale sono stati portati dei pacchi dono, pacchi di Natale, con tutti i desiderata, diciamo, della città di Venezia, una città che si sente sottorappresentata in questa giunta regionale, nella quale non c'è, per esempio, è stato fatto notare, una delega sull'applicazione della legge speciale per Venezia, né si è sentito parlare granché del rilancio di Porto Marghera. Ma sentiamo che cosa ha detto Alberto Stefani questa mattina in aula. Dobbiamo cominciare a studiare sempre di più, cosa che già è stata fatta, ma ovviamente nel corso dei prossimi anni questa sfida demografica ci chiamerà a farlo con ancora maggiore interesse, un'urbanistica sostenibile, quartieri inclusivi per le non autosufficienze, residenzialità che permettano una rete di supporto anche dal punto di vista sociale, tenendo conto di una popolazione che invecchia, e questa valutazione sarà fondamentale per orientare le scelte che noi faremo nei prossimi anni. Proprio per questo ho scelto di indicare un assessore al sociale che si occupi in maniera specifica di tutto questo. E quindi, a maggior ragione, per l'aumento della longevità della vita, l'aumento che ci sarà statisticamente anche delle patologie croniche e degenerative, noi dovremo studiare un Veneto che si prenda cura di tutti, e il sociale orienterà le scelte anche negli altri assessorati, quindi sicuramente il tema della sanità, ovviamente strettamente connesso al sociale, il tema dell'urbanistica, lo sviluppo di strutture residenziali capaci di accogliere una società che invecchia e che è più longeva. Altro dato, quindi oltre a quello che ho citato precedentemente, è quello della solitudine. Oltre la metà dei nuclei over 85 sono nuclei soli, e l'aumento esponenziale crescerà nel corso dei prossimi anni. La solitudine è una sfida che non è più di serie C, diventa una sfida centrale nell'agenda politica della nostra regione. Per affrontarla noi dobbiamo cominciare a valutare sempre di più, cosa che già è stata fatta, una trasformazione socioculturale del concetto di cura, che non è solo cura dei sintomi, sarà sempre di più cura dei bisogni fisici e psicologici dell'essere umano. Il disagio giovanile è un tema da affrontare con coraggio, è un tema che non può essere oggetto di strumentalizzazione, ma che deve essere portato al centro dell'agenda politica, sociale e sanitaria. Oltre la gran parte delle ULSS ha registrato una presa in carico tripla di adolescenti rispetto a 5 anni fa per quanto riguarda il tema del disagio giovanile. E quindi è fondamentale favorire nel corso del tempo sportelli di ascolto nelle scuole e locali, e soprattutto figure professionali adeguate per affrontare questa sfida, che è una sfida della nuova generazione, una sfida che riguarda tutti noi, se vogliamo costruire un futuro dignitoso. Questo dunque il neopresidente del Veneto, Alberto Stefani, nel suo discorso programmatico di inizio legislatura qui in Consiglio regionale. Ci sono parecchi consiglieri iscritti a parlare, i lavori quindi proseguiranno almeno per un'altra ora. Nel caso ci fossero delle novità naturalmente vi richiederemo la linea. Per ora comunque da Venezia è tutto, a te Francesca. Grazie davvero a Filippo Fois. Abbiamo sentito dunque le parole del presidente Stefani, un focus molto approfondito sul tema del sociale in tutti i suoi aspetti, da una vita dignitosa per una popolazione sempre più anziana a quello che è un problema che si sta facendo sentire in modo molto forte, che è quello del disagio giovanile, con tutti gli effetti che poi questo ha a livello proprio di società.
E torniamo alla cronaca, vi avevo già anticipato del sit-in che ci sarà questa sera a Torri di Quartesolo per ricordare Diana Canevarolo, e contemporaneamente a Vo Euganeo, paese d'origine della donna, invece ci sarà una fiaccolata. Proprio a Torri di Quartesolo sono andati per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina. Si svolgerà proprio qui al piazzale davanti al municipio di Torri di Quartesolo stasera il sit-in con canti e letture in ricordo di Diana Canevarolo. Lo ricordiamo, la donna 49enne trovata all'alba del 4 dicembre esanime davanti al condominio di casa sua e deceduta dopo 2 giorni al San Bortolo. Sit-in che si svolgerà in contemporanea alla fiaccolata a Vo Euganeo, paese di origine di Diana, dove lei è vissuta per oltre 40 anni. Qui a Torri di Quartesolo, come ha spiegato il sindaco, non sono previsti cortei o fiaccolate, ma letture e canti. Il tutto per manifestare vicinanza a tutti coloro che conoscevano Diana e per tutti i cittadini che ovviamente sono rimasti scioccati dall'evento. Evento su cui sono in corso le indagini e per cui anche la città vuole chiarezza e verità, città che ovviamente in questi giorni è anche sotto i riflettori dei media nazionali. Ma sulle evoluzioni della vicenda sentiamo il prossimo servizio. Non è stato il padre Vincenzo, a dirlo con fermezza è Nicolò, il figlio di Diana Canevarolo, la donna di 49 anni trovata senza vita a Torri di Quartesolo. Mentre la Procura della Repubblica di Vicenza indaga per omicidio volontario contro ignoti, il ragazzo rompe il silenzio e difende pubblicamente papà Vincenzo Arena, respingendo l'ipotesi di un delitto in ambito familiare. Nicolò racconta di essere stato svegliato da Vincenzo e di aver chiamato il SUEM alle 5:28 di 2 settimane fa giuste. La sua voce è stata registrata dalla centrale del 118. È stato quindi lui il primo a tentare di rianimare la madre. Ricorda una serata apparentemente normale, conclusa con un abbraccio prima di andare a dormire. Qualcuno l'ha aggredita, sostiene, spiegando di non avere dubbi sull'innocenza del padre. Un racconto che ora si intreccia con le indagini in corso. Gli investigatori stanno approfondendo ogni pista, dalle testimonianze agli accertamenti medico-legali, per chiarire cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita della donna. Questa sera il ricordo di Diana unirà 2 comunità. A Vo si terrà una fiaccolata con il fratello Michele, mentre a Torri di Quartesolo saranno i familiari a riunirsi per un momento di raccoglimento. Un doppio abbraccio in attesa della verità. Abbiamo sentito prima il presidente Stefani in Consiglio regionale parlare di disagio giovanile. Bene, ci sono tanti giovanissimi purtroppo protagonisti di episodi di cronaca. Nel Bassanese 5 ragazzi sono indagati per aver danneggiato una lavanderia self-service nel tentativo di rubare i soldi dalle gettoniere. Avrebbero danneggiato i macchinari di una lavanderia self-service di Bassano nel tentativo di rubare il denaro contenuto nelle gettoniere. Sono finiti nei guai 5 giovanissimi, 4 minorenni e uno da poco maggiorenne, indiziati dei reati di tentato furto in concorso e danneggiamento. I fatti risalgono allo scorso mese di giugno. Il proprietario della lavanderia aveva sporto denuncia presso il commissariato di via Pecori Giraldi. Le indagini hanno permesso di rintracciare gli autori sottoposti questa mattina a perquisizione personale e domiciliare. Le attività di ricerca avrebbero portato al rinvenimento e al contestuale sequestro di elementi investigativi che la polizia definisce utili. Ragazzini dunque di nuovo scatenati a Bassano, come avete sentito, per questa che forse non è una bravata. Il sindaco Nicola Finco conferma il pugno duro e annuncia nuove telecamere in città. È
È delle scorse ore la notizia dell'ennesima baby gang che a Bassano è stata pizzicata a fare quello che non si doveva fare. In questo caso avevano dato assalto a una lavanderia a gettoni, sono stati fatti anche dei danni, ci sono delle indagini in corso, ma questo ci porta a parlare nuovamente della situazione legata alle baby gang, ai cosiddetti Maranza a Bassano. Bassano ha una certa esperienza in questo campo, ma Bassano ha già messo in campo delle azioni che si sono rivelate molto importanti, ce lo conferma il sindaco Nicola Finco. Sì, purtroppo siamo di fronte a dei baby criminali che oltretutto sono anche intoccabili, perché spesso e volentieri quando poi vengono presi dalle forze dell'ordine nel giro di qualche ora vengono poi rilasciati, quindi c'è anche un problema legato anche alla giustizia, che forse dovrebbe anche intervenire anche nel caso di minorenni che continuano in maniera recidiva a compiere determinati atti di questo tipo. E fortunatamente con la questura c'è un ottimo rapporto, quindi abbiamo visto anche quest'estate, abbiamo dato anche il primo DASPO in città per un personaggio che creava notevoli problemi. Siamo pronti a attuare altre misure, ovviamente assieme alla questura, per limitare sempre più, diciamo, i capibranco di queste baby gang, e posso anche tranquillamente anticipare che a breve annunceremo anche l'installazione di nuove telecamere in città in modo da avere un presidio, non dico totale, ma avere un presidio importante su tutto il nostro territorio comunale. Con le parole del sindaco Finco noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, andiamo subito a Belluno dove un quartiere è in rivolta per il dimezzamento dei parcheggi di Piazzale Resistenza a causa dei lavori di ristrutturazione del polisportivo. Ci racconta tutto in diretta la nostra Tiziana Bolognani insieme a Stefano Bozzi. Buongiorno Tiziana e buongiorno al tuo ospite. Sì, buongiorno Francesca, siamo in Piazzale della Resistenza a Belluno, alle mie spalle quel che resta del grande parcheggio scambiatore che è stato un po' il simbolo di questo quartiere, del quartiere di Baldenic, proprio a ridosso dello stadio polisportivo alle nostre spalle, 10 milioni di finanziamento PNRR per riammodernarlo e però questi lavori hanno causato intanto la temporanea chiusura di una vasta area a servizio delle attività commerciali, dei residenti, ma anche di tante associazioni che qui hanno sede. Insomma, questo era di fatto anche utilizzato come parcheggio scambiatore, ma che in futuro vedrà il calo dei parcheggi, e allora i cittadini di questo quartiere, del quartiere in generale, ma anche insomma chi qui ha le proprie attività economiche, sta chiedendo di cambiare certamente qualche cosa. Assieme a me Luigi Filippo Daniele, che è il capofrazione del quartiere di Baldenic. Domani sera ci sarà un'assemblea proprio per discutere anche di questo problema che sta allarmando i cittadini, è così? Sì, esatto, infatti i cittadini hanno scoperto tramite il progetto che i parcheggi passano da 197 a 124, non sono previsti dei parcheggi per i residenti e naturalmente questo preoccupa chi qua ci parcheggia e chi qua ci vive. Senta, il problema fondamentale che voi avete anche posto all'amministrazione comunale era se, cioè come si fa a gestire l'afflusso anche degli tifosi, degli sportivi. Sappiamo che la Dolomiti Bellunesi è stata promossa la scorsa stagione in Serie C e proprio a causa della mancanza di stadi omologati, Dolomiti Bellunesi è costretta a giocare addirittura fuori provincia di Belluno. Si possono presumere perlomeno per ogni partita almeno 2000 tifosi. Dove parcheggeranno? Infatti questa è la domanda che porremo all'amministrazione. Dal progetto sempre si vede che qua arriveranno 2094 persone, di cui 1990 spettatori. Più o meno le macchine che saranno parcheggiate
o sul piazzale o comunque nei parcheggi vicini sono 500 auto dei tifosi ospiti. Dove parcheggeranno? Questa è la domanda che noi porremo all'amministrazione. Dal progetto si dice nel parcheggio di Lambioi, però il parcheggio di Lambioi non ha così tanti stalli auto da contenere una mole di auto appunto per i tifosi ospiti. Ecco, in queste settimane voi avevate proposto anche l'idea di una cittadella dello sport. Certo, adesso è troppo tardi, si pensava anche a Safforse, una cittadella per lo sport, perché in questo quartiere l'importanza di uno stadio come il polisportivo forse oramai è sovradimensionato rispetto anche alle necessità della gente, perché ricordiamo che il quartiere di Baldenic è anche il più popoloso di tutto l'intero comune di Belluno. Sì, esatto, qui abitano 6.000 persone, noi ci siamo anche posti la domanda se effettivamente lo stadio polisportivo sia compatibile con uno spazio così densamente urbanizzato, appunto questo è uno spazio residenziale e destinato anche al commercio, forse sarebbe stato più consono spostare, trasferire lo stadio in un'altra zona più periferica rispetto al quartiere di Baldenic. È un po' come quello che stanno pensando a Treviso per lo stadio Tenni. Esatto, infatti è di qualche mese fa l'articolo che vogliono spostare lo stadio del Treviso Calcio in una zona più periferica, destinando quello spazio a servizi per la comunità, e forse i nostri amministratori dovevano prendere in considerazione anche questo tipo di eventualità. Allora io ringrazio Luigi Filippo Daniele, ricordando che naturalmente gli aggiornamenti li avremo questa sera nel telegiornale, che domani è convocata l'assemblea di quartiere, un quartiere che già nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti con un nuovo futuro insediamento commerciale proprio a meno di 100 metri da dove ci troviamo. Ve ne abbiamo parlato ripetutamente, e cioè la nascita di un nuovo, l'ennesimo supermercato, il nono nel raggio di poco meno di 2 chilometri. Da Belluno è tutto, Francesca, ti restituisco la linea. Grazie davvero Tiziana, grazie naturalmente anche al vostro ospite, a Stefano Bozzi, per il supporto tecnico. Questa dunque è la situazione, questa protesta che monta a Belluno, e la cronaca ci riporta a Treviso, dove continuano le indagini sull'aggressione al 26enne nel sottopasso della stazione. Intanto il sindaco Conte ha annunciato che il comune di Treviso si costituirà parte civile nei confronti di chi commette reati che danneggiano l'immagine della città. Abbiamo deciso che noi ci costituiremo parte civile a fronte di ogni situazione di violenza che avverrà in città. Linea dura del sindaco Conte di fronte all'ennesimo episodio di violenza in città. Dopo l'aggressione domenica notte di un 26enne preso a pugni nel sottopasso della stazione ferroviaria, il comune di Treviso si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari nei confronti di chi commette reati che danneggiano l'immagine della città e della comunità intera. D'ora in avanti chi si renderà responsabile di violenza, vandalismi o altri illeciti, siano singoli individui o baby gang, non dovrà solo affrontare la pena decisa dal tribunale, ma anche pagare per i danni provocati all'immagine di Treviso, contribuendo a diffondere un messaggio di città insicura e violenta. Quando una comunità tutta, una città, viene infangata da comportamenti che sono oltre le regole, no? Quindi sono reati. Quando si parla della nostra città come una città insicura, quando si parla di Treviso in chiave negativa per colpa del comportamento di pochi, credo che questo rientri nel campo delle responsabilità che devono essere pagate nel momento in cui vengono violate le leggi. Tutti i soldi che il comune riuscirà ad ottenere come risarcimento, assicura il sindaco, verranno integralmente investiti in politiche giovanili. Intanto continuano le indagini della polizia per individuare le persone coinvolte nell'aggressione nel sottopasso. Dall'analisi delle immagini della videosorveglianza si evince che al momento dell'aggressione nel sottopasso erano presenti 3 giovani, verosimilmente nordafricani, e che solo uno di questi si è avvicinato al 26enne prendendolo a pugni senza alcuna ragione, mentre gli altri 2 sono intervenuti per bloccare la violenza. E a proposito di stazione, a Padova l'area della stazione continua ad essere zona rossa, ha prorogato il provvedimento fino a febbraio e si riaccende la polemica politica.
Proprio nelle ore in cui a Padova si registrano 2 violenti pestaggi all'Arcella in stazione sotto gli occhi di passanti, commercianti e residenti, la prefettura proroga per la terza volta la zona rossa in stazione e si riaccende la miccia della polemica. Il centrodestra, opposizione in comune, è favorevole, il centrosinistra, in particolare Coalizione Civica, la lista che sostiene la maggioranza, è nettamente contraria. Noi da subito abbiamo capito che le zone rosse potessero essere uno strumento efficace in virtù del potenziamento delle pattuglie e degli agenti delle forze dell'ordine e la domanda che ci poniamo è che il Comune debba pensare perché debba intervenire il prefetto in ambiti in cui anche il Comune ha competenza. Non era assolutamente necessario, questo è stato un anno di forti polemiche appunto perché è arrivata a Padova la zona rossa che abbiamo visto via via restringersi perché è risultata essere inutile e quello che ci teniamo a dire, che abbiamo detto come Coalizione Civica per Padova, che non solo è inutile ma è dannosa perché mette a repentaglio il lavoro di cucitura della città, dei settori dei servizi sociali. Invece di affidare il rinnovo del provvedimento al prefetto, il centrodestra sperava che il Comune intervenisse e ciascuno è convinto che i cittadini siano dalla propria parte. Si continua con ostinazione e quel che spiace senza ascoltare la città. E per la città parlo anche del Consiglio Comunale che a settembre si è espresso a maggioranza contro. Se girassero veramente tra i commercianti proprio qui in stazione o fermassero qualche pendolare che in questo momento sta attraversando si renderebbero conto che invece l'opinione è diversa. Infine il tema della sicurezza, il Comune ha competenza secondo l'opposizione ma non interviene anche se c'è un assessore con delega specifica e per il neoconsigliere Mosco anche la Regione ha competenza. Il tema della videosorveglianza è una competenza che è in capo anche alla Regione e ricordiamoci quanto l'intelligenza artificiale e la tecnologia anche in tema di videosorveglianza può fare. Meglio la prevenzione, meglio l'ascolto, meglio anche i controlli ordinari perché tutta questa straordinarietà, oltre che essere ai limiti della costituzionalità, va a creare solo allarme sociale. E questa è dunque la situazione nell'area della stazione di Padova con le conseguenti polemiche politiche. Noi lasciamo per un attimo la cronaca e le notizie e veniamo a parlare di un tema che in questo momento dell'anno ci vede tutti coinvolti, che è quello della manutenzione delle caldaie che ormai da un mese abbondante stanno funzionando per garantirci il giusto calore in casa, caldaie che hanno bisogno della giusta manutenzione per evitare incidenti che possono avere anche conseguenze gravi, ma anche per un rispetto dell'ambiente. E potrebbero esserci delle novità in tal senso, ma ci spiega tutto Simone Giordano, che è il presidente della comunità dei bruciatoristi di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Allora, iniziamo subito dal punto zero, cioè io le chiedo se avete un'idea di qual è l'età media delle caldaie installate nelle residenze private, perché insomma parliamo soprattutto di questo, però non so se poi possiamo fare un focus anche sulle strutture pubbliche, se voi vi occupate anche di questo, ma guardiamo un attimo nelle abitazioni della Marca Trevigiana qual è l'età media di una caldaia più o meno, considerando, mi perdoni, che ci sono stati anche comuni che hanno fatto degli incentivi per cambiare la caldaia, certo, per cui magari qualcuno ne avrà anche approfittato, poi c'era stato il bonus 110 eccetera eccetera. Sì. Allora sì, diciamo che il bonus 110 e anche le varie detrazioni fiscali che ci sono state fino comunque l'anno scorso hanno sicuramente agevolato il rinnovo di questi impianti, però devo dire che abbiamo ancora una media piuttosto elevata, quindi abbiamo ancora impianti e una buona parte di impianti sopra i 15-20 anni, per cui abbiamo degli impianti che non sono poi così efficienti. E il tema anche dei consumi, soprattutto sotto questo aspetto, che è comunque un tasto dolente per i cittadini senz'altro, è quello di non avere degli impianti che possono, tra virgolette, stare dietro ai costi che abbiamo importanti sui consumi e sulle bollette. Per cui il nostro obiettivo è quello di efficientare al meglio il territorio e cercare di sostituire questi generatori che purtroppo sono sicuramente obsoleti. Poi il tema sicurezza, anche questo è un tema molto importante, però lì cominciamo magari ad andare anche su caldaie di età maggiore,
è un tema da affrontare, per cui dobbiamo metterci nell'ottica di efficientare il territorio e andare in sostituzione di questi prodotti. Chiaramente cambiare una caldaia ha un costo, però questo costo viene in qualche modo ammortizzato poi da un risparmio che sia poi in bolletta. Assolutamente, è proprio vero. Diciamo che le detrazioni fiscali erano una cosa molto positiva. Oggi sostituire caldaia su caldaia, non abbiamo la detrazione fiscale, però sicuramente l'impatto economico sui consumi è molto importante e quindi su questo va fatta cultura, diciamo così, no? Qual è il risparmio che si ha con la caldaia, se è possibile quantificarlo, con la caldaia nuova, tra virgolette, di ultima generazione rispetto ad una caldaia che ha 20 anni? Quanto si può risparmiare? Allora, da tecnico tendo a non sbilanciarmi su queste percentuali, i fattori sono molti, così, però sicuramente un 20% possiamo comunque considerarlo un generatore ben dimensionato e correttamente tarato, sicuramente mi dà certamente delle soddisfazioni sotto questo aspetto qui. Quindi. Parlavo di manutenzione perché comunque sì, anche se sono caldaie che lei dice anche se hanno 20 anni comunque sono caldaie, possiamo considerarle sicure, sì. sicure perché anche io ho una caldaia più o meno di quell'età, comunque hanno bisogno di una manutenzione periodica. Innanzitutto le chiedo la legge vigente, la normativa vigente in questo momento, che ogni quanto viene prevista la manutenzione, il controllo della caldaia, che poi c'è anche una distinzione, c'è il controllo associato al controllo dei fumi. Sì, esatto. Allora qui abbiamo, qui è stata fatta un po' di confusione, ok? Perché comunque anche il legislatore stesso quando stende la norma a volte non la stende che sia comprensibile per tutti, per cui anche noi abbiamo dovuto sviscerare la questione. C'è una confusione tra il rapporto di controllo di efficienza energetica con la sua periodicità che va inviato entro circa 4 anni, ok? E poi c'è la manutenzione che è annuale. Qui però anche in Regione Veneto il rapporto di controllo di efficienza energetica va rilasciato assieme alla manutenzione annuale, quindi ogni anno. Invece per come era stata messa la normativa sembrava quasi che la manutenzione annuale fosse diventata una manutenzione quadriennale. Ok, quindi questo è una cosa ben da specificare, perché poi anche il cittadino stesso, l'utente, rischia di perdere la fiducia nei confronti del professionista, ok? Perché con questa confusione si fa un po' fatica poi, ecco, però questo volevo sottolinearlo. Quindi una manutenzione annuale accurata con l'analisi di combustione che è fondamentale per vedere se c'è un'efficienza energetica dell'impianto corretta, perché è solo da quello poi alla fine che lo posso comprendere. Quindi annualmente dobbiamo fare la manutenzione del generatore per quanto riguarda il domestico. Questo è, ok? Ecco. Che è fondamentale. Fondamentale, perché, assolutamente. Che cosa viene garantita con questa manutenzione annuale? Cioè che cosa riuscite a verificare, a controllare, ad evitare che eventualmente succeda? Allora, anche qui faccio un piccolo appunto perché abbiamo la tendenza logicamente a rispettare giustamente la normativa, però dobbiamo disgregarci un po' da questo e pensare che la manutenzione del proprio impianto sia un qualcosa di etico che deve andare oltre la legge, ok? E la prima cosa assoluta che è fondamentale, che viene garantita con la manutenzione, è la sicurezza dell'impianto, per sé e per gli altri. Poi ovviamente abbiamo la questione dei consumi, che è una cosa importantissima perché incide tantissimo nel costo della nostra vita. E poi abbiamo le emissioni in ambiente a cui lavoriamo ogni giorno a livello mondiale per avere poche emissioni e poi magari rischiamo di togliere un dettaglio così importante come la manutenzione della caldaia. Questo credo che non sia possibile farlo, ecco. Le caldaie datate in qualche modo fanno male all'ambiente? Sì. Certamente abbiamo consumi elevati, abbiamo una combustione differente dalle nuove generazioni, abbiamo anche sistemi con emissioni zero, cioè dobbiamo progredire nella sostituzione, nell'efficientamento dell'impianto. L'unico modo è che qualcuno periodicamente entri nell'abitazione del cittadino, altrimenti noi perdiamo il controllo di qual è la situazione.
ok? Abbiamo anche, per esempio, ci sono dei generatori che non è necessario eseguire la manutenzione, ma sono sempre a gas. Noi ci troviamo alcune volte, 10-15 anni, nessuno ha mai fatto una manutenzione regolare perché la legge non lo richiede. Noi ci troviamo in situazioni limite dove veramente bisogna metterci mano per rigarantire la sicurezza all'interno, e è un numero importante di situazioni di questo genere. Cioè quante, dal vostro osservatorio in provincia di Treviso, quante situazioni al limite del pericoloso, possiamo parlare di pericolo? Sì, possiamo parlare di pericolo. Ce ne sono? Allora, non riesco a darvi un numero, però è più di quello che noi ci aspettiamo. Okay? Perché purtroppo l'idea della manutenzione negli anni, devo dire, è entrata quasi come una cultura in molti utenti. Chi invece non la vede come una tassa o la vede come burocrazia, difficilmente si spinge, tanto non serve, difficilmente si spinge a farlo. Ma è un falso risparmio, perché se poi guardiamo il valore che porta aggiunto, purché ci si affidi a professionisti, chiaramente è importante, quasi difficile da quantificare, ok? Cioè, ma parliamo quindi, insisto su questo punto, cioè di situazioni che possono poi degenerare in incidenti, che poi difficile chiaramente stabilire con che gravità, ma che possono sfociare in incidenti. Sì, ci sono queste situazioni, ne vediamo anche noi come professionisti. Per fortuna non è un numero eccessivo, ma c'è. Cioè, comunque E basta una, eventualmente. Non serve che il numero sia così importante per allarmare. Quando è che ci allarmiamo? Quando c'è il rischio che venga fuori una norma differente dove questo non diventa più un obbligo. Allora ci ritroveremo sicuramente in situazioni, torneremo molto indietro sotto questo aspetto. Adesso veniamo a questa novità che aleggia nell'aria, non c'è ancora nulla di definitivo, però quando ci sono delle voci chiaramente poi le associazioni di categoria subito intervengono per evitare che queste voci poi diventino a realtà. Le faccio una domanda prima di passare a questo, ma in qualche parte mi ha già risposto, cioè se i cittadini trevigiani sono sensibili a questo obbligo di manutenzione, quindi rimane comunque una minima parte di chi non segue quella che poi è la normativa. Sì, esatto. Come dicevo prima, negli anni si è sensibilizzato il cittadino, specialmente comunque nel territorio veneto, che è quello che noi abbiamo sotto controllo attualmente. Abbiamo visto che comunque c'è una fidelizzazione sotto questo aspetto. Però il rischio è che uscendo con una normativa di questo genere il meno convinto possa incappare in situazioni davvero pericolose. Poi non abbiamo una stragrande maggioranza di case singole, abbiamo condomini, per cui è etico fare una manutenzione, se non per il bene per se stesso, per la comunità. Che cosa prevede cosa prevedono queste voci che stanno circolando? La possibilità, l'ipotesi di ridurre, se non addirittura eliminare, i controlli degli impianti domestici inferiori, sto leggendo il comunicato di Copartigianato, inferiori ai 35 kW, che è il taglio, diciamo, di potenza domestico, normale, per capirci. Ecco, quindi in tutte le abitazioni potrebbe scomparire, essere tagliata questa scadenza, diciamo così, o addirittura, ancora peggio, perché insomma poi rischi eliminata, e questo vi preoccupa e non poco, e da cui insomma il fatto che voi vi siate mossi anche con delle lettere ufficiali. Certo, ci stiamo muovendo come associazioni di categoria, chiaramente perché, come dicevo prima, il rischio è di fare molti passi indietro sotto l'aspetto della sicurezza, al di là del fatto del consumo piuttosto che dell'emissione, che comunque è un problema ed è fondamentale tenere sotto controllo. La sicurezza è primaria, non solo nel nostro settore ma in tutti i campi, per cui abbiamo fatto dei passi in avanti sotto questo aspetto, non possiamo assolutamente tornare indietro. Questo è quello che ci preoccupa a noi. Ok, quindi oltre a questo, siccome le notizie corrono molto velocemente, ci sono già delle probabili smentite di questa notizia. Quello che va fatto è quello soprattutto di fare chiarezza quando si stende una norma, e uscire con queste notizie purtroppo toglie fiducia e crea confusione, e nel nostro ambito
la chiarezza è fondamentale, altrimenti le idee e le interpretazioni sono talmente al caso che è difficile entrare a casa delle persone e avere la fiducia riposta ai nostri confronti. Quindi questa è la cosa che ci preoccupa di più in assoluto, la sicurezza. La confusione può diventare appunto pericolo poi, perché uno sente questa voce diventa una certezza e quindi automaticamente non chiamo più il tecnico perché tanto che poi io spesso sento qualcuno dire ma tanto chi viene a controllarmi se ho fatto o no, perché poi l'aspetto etico passa in secondo piano, è come chi si mette a 200 all'ora in strada, tanto dice non c'è l'autovelox, senza pensare al pericolo per se stesso e per gli altri. C'è chi dice ma tanto nessuno viene a controllarmi in questi 20 anni, nessuno è venuto a bussarmi e dirmi hai fatto il controllo, chi se ne frega, perché poi è un po' questa anche la mentalità che passa, il messaggio che passa. Questa è l'ottica di chi giustamente lo fa per un rispetto solo ed esclusivo della normativa, però ovviamente nei numeri ci sono queste situazioni. Anche qui stiamo combattendo perché i controlli si sono mossi nel nostro territorio, ok? Però noi dovremmo avere i controlli, direi quasi a tappeto, dove l'impianto non è censito e non è regolarmente manutentato. La tendenza è di fare magari a volte dei controlli dove invece la burocrazia è già in ordine. Ok? E non è lì che posso prendere a campione e fare un controllo per verificare che tutto sia fatto correttamente, ma tutti gli impianti che non sono nemmeno censiti nel portale CIRCE della Regione Veneto, quelli dobbiamo andare a vedere, perché lì probabilmente c'è anche del pericolo e non poco evidentemente. Quindi il controllo è fondamentale, ma non per dare le sanzioni. Mi riallaccio a prima, non è questo l'obiettivo, ma è per far capire al cittadino qual è l'importanza di queste operazioni. Altrimenti rischiamo, come prima, di perdere la credibilità, ma allora non serve, ma allora a questo punto poi succede il problema grave e poi dopo si torna indietro. Ecco, il gruppo appunto dei bruciatoristi di Confartigianato ha scritto una lettera al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica proprio per sollevare quelle che potrebbero essere le conseguenze di questa ipotesi se dovesse concretizzarsi. Certo, credo sia più che corretto. Faccio un altro piccolo inciso: un qualsiasi manuale di una casa madre, di una caldaia, banalmente richiede la manutenzione annuale del proprio prodotto, perché chi si prenderà mai la responsabilità di dire che quel prodotto, tra virgolette, pericoloso può anche non essere manutentato? Quando si decide di fare una certa cosa bisogna prendersi anche le proprie responsabilità poi. Assolutamente sì, bisogna prendersele anche da cittadini, per la comunità, per l'ambiente, per se stessi e per chi ci sta intorno. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a Simone Giordano, presidente della comunità bruciatoristi di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Fate la manutenzione della caldaia. E noi ci fermiamo invece per qualche istante di pubblicità, ci vediamo subito dopo, tra pochissimo. Rieccoci in diretta ancora con la cronaca. Ingoia delle dosi di cocaina per evitare l'arresto in manette a Montebelluno, uno spacciatore nigeriano bloccato dopo aver seguito un suo abituale cliente. Ha cercato di sfuggire all'arresto ingerendo alcune dosi di cocaina, ma il tentativo non gli ha evitato le manette. Un 33enne di origine nigeriana è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vedelago al termine di una operazione antidroga condotta a San Gaetano di Montebelluna. Il pusher è stato bloccato subito dopo una cessione di 4 dosi di stupefacente. L'operazione era scattata quando i militari, seguendo un acquirente, sono riusciti a individuare lo spacciatore e successivamente la sua abitazione. Avvisato dal cliente, il 33enne è uscito di casa, ha inforcato una bicicletta e lo ha raggiunto nella zona di via Postioma, dove è avvenuto lo scambio di denaro con circa 4 grammi di cocaina. All'intervento dei carabinieri, lo spacciatore ha tentato la fuga, opponendo resistenza e arrivando a ingerire parte della droga. A causa della rottura di una dose ingerita, le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale, dove è stato sottoposto ad un'operazione. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di rinvenire ulteriori quantitativi di droga pronta per la vendita. In totale sono stati sequestrati 27 grammi di cocaina, 8 grammi di eroina e circa 350 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Una volta dimesso dall'ospedale, lo spacciatore verrà sottoposto agli arresti domiciliari.
Spazi più ampi, servizi potenziati e una presa in carico sempre più integrata dei minori e delle famiglie. L'ULSS 2 rafforza il supporto ai giovani in difficoltà con il nuovo consultorio familiare presso l'ospedale di Treviso. Via! Per quanto riguarda il disagio dei minori, il numero di psicologi abbiamo aumentato di 7 persone, quindi ecco. E con gli educatori stiamo adesso facendo un concorso per ulteriori educatori, perché vorremmo potenziare Educativa 118, cioè quella educativa che va ovviamente a mettersi nel territorio, seguire i minori nel territorio per poi portarli all'interno dei servizi per fare un percorso con le famiglie. È in questa nuova sede che i minori coinvolti in episodi di violenza e in situazioni di forte disagio, come quelli legati al fenomeno delle baby gang, verranno seguiti attraverso percorsi educativi che affiancano i ragazzi e le loro famiglie. È stata inaugurata la nuova sede del servizio età evolutiva e del consultorio familiare di Treviso all'interno dell'ospedale Ca' Foncello. I nuovi spazi, più ampi e moderni rispetto alla precedente sede di via Montello, consentiranno di migliorare l'accoglienza e la qualità degli interventi rivolti a bambini, adolescenti e nuclei familiari in difficoltà. Uno spazio importante dove appunto riusciamo a tenere sia il consultorio familiare che il servizio di età evolutiva. Questi servizi seguono minori con difficoltà, quindi abbiamo bisogno anche della neuropsichiatria infantile e guarda caso che è in ospedale, e poi donne anche in gravidanza a basso rischio o medio rischio, e per fortuna qui vicino abbiamo il reparto di ostetricia e ginecologia, e la territorialità viene mantenuta perché, come avete potuto vedere, gli ingressi, i parcheggi e tutti sono sostanzialmente divisi da quello che è la struttura ospedaliera. Noi siamo contentissimi, ovviamente, gli operatori in un qualche modo oggi possono finalmente godere di spazi adeguati, i bambini, l'utenza possono accedervi in una maniera assolutamente tranquilla, ci sono i parcheggi. Siamo contenti perché questo rafforza ulteriormente la collaborazione che c'è. La territorialità è garantita dalla progettualità, qui siamo ad un livello superiore, c'è una presa in carico delle famiglie che, avendo anche un'attiguità con il personale, ci consente dell'ospedale, ci consente di essere più efficaci soprattutto nella criticità, e oggi questo è un servizio fondamentale. 12 reperti archeologici risalenti al IV secolo a.C. sono stati scoperti dai carabinieri in un palazzo del centro storico di Venezia. Posti sotto sequestro saranno esposti al museo di Vibo Valentia. A seguito di un'attività ispettiva svolta con la Sovrintendenza di Venezia nell'agosto del 2024 abbiamo riscontrato delle irregolarità su 12 reperti archeologici detenuti da un privato in un palazzo storico di Venezia. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale li hanno trovati in un importante palazzo del centro storico veneziano. Questi antichi reperti archeologici non solo risalgono al IV secolo a.C., 2500 anni fa, ma sono anche di pregevole fattura e soprattutto arrivano probabilmente da scavi clandestini. Dopo la ricettazione da parte di soggetti rimasti ignoti, sono finiti a Venezia. In ogni caso, senza titoli di proprietà, il bene archeologico appartiene sempre allo Stato. Invito le persone che hanno dei dubbi o dice detengo un oggetto, non sono un esperto, non sono competente, vorrei un consulto. Quindi potrei fare un'istanza alla sovrintendenza di zona e chiedere consiglio. Dirette dalla Procura di Venezia, le indagini si sono svolte con la collaborazione della soprintendenza. Provenienti probabilmente dalla Puglia, i reperti sono stati assegnati al Museo Archeologico di Vibo Valentia. Di questi 12 sicuramente il pezzo più importante è questo cratere a Mascheroni, a Pulo, databile più o meno al IV secolo, alto circa 1,50 m, una tipologia diciamo abbastanza nota, ma per decorazioni e per tipologia proprio delle scene figurate pare essere molto raro. L'importanza di questa figura sta nel pregio di questo tipo di vaso, non solo nelle sue dimensioni ma anche proprio nell'apparato iconografico. Un apparato iconografico molto ricercato, di altissimo livello artistico. I 12 oggetti recuperati sono entrati anche nella banca dati dei Carabinieri di tutela del patrimonio culturale, un immenso archivio composto da oltre 8 milioni di reperti, di cui se ne ricerca ancora 1,5 milioni. Grazie alle implementazioni tecnologiche la banca dati consente un controllo del web che avviene anche in questo momento e ci riporta dei match positivi tra gli oggetti posti in vendita sul mercato online e ciò che noi abbiamo censito nella nostra banca dati. Questo è un primato nazionale, ma direi di più anche mondiale.
Con la cronaca usciamo dal Veneto, andiamo in Friuli Venezia Giulia, iniziamo da Bibbione. Sono stati arrestati e messi ai domiciliari con braccialetto elettronico i 2 presunti mandanti dell'incendio al ristorante La Cantina Veneta, di cui erano stati proprietari prima del fallimento. A distanza di un anno dal rogo che avvolse il ristorante La Cantina Veneta di Bibbione nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, i carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno eseguito l'11 dicembre a Latisana, su ordine del GIP del Tribunale di Pordenone, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per padre e figlio di 87 e 57 anni, residenti a Latisana, con accusa di essere i mandanti e dunque i responsabili dell'incendio doloso in concorso. Le indagini dei militari avevano permesso di accertare il dolo qualche giorno dopo, con il ritrovamento di liquido infiammabile all'interno dei locali. Le fiamme avevano causato ingenti danni e distrutto mobili e arredi. Dagli accertamenti era stato possibile anche identificare il presunto autore materiale dell'incendio, un uomo italiano di 58 anni, denunciato a piede libero. A scoprire l'incendio fu il proprietario del ristorante, che poi si è scoperto che aveva acquistato il locale nel 2007 proprio dai 2 accusati oggi di essere i mandanti, dopo il fallimento dell'attività. I carabinieri hanno appurato che i 2, subito dopo l'acquisizione del locale da parte della vittima, avevano iniziato a intimorire il nuovo proprietario con minacce, danneggiamenti e aggressioni, allo scopo di costringerla a chiudere l'attività e rientrarne loro in possesso. Il giudice per le indagini preliminari Manila Salvà ha disposto i domiciliari e il braccialetto elettronico per il presunto piromane della periferia est di Trieste. La decisione durante la convalida del fermo. Ai domiciliari in attesa del braccialetto elettronico è la misura cautelare disposta dal GIP Manila Salvà durante l'udienza per la convalida dell'arresto di Marco Zaccaria, il 35enne accusato di aver incendiato i 10 veicoli nella notte fra domenica e lunedì a Borgo San Sergio, alle Case dei Puffi, e sospettato di essere responsabile almeno di una trentina di incendi e danneggiamenti di moto e automobili nella periferia est di Trieste. Il presunto piromane davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma secondo quanto preso si dichiara estraneo agli episodi contestati. 4 i capi di imputazione a carico del 35enne: incendio doloso, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e possesso illecito di segni distintivi appartenenti a corpi di polizia. In casa di Zaccaria, infatti, sono stati rinvenuti vari distintivi e divise di forze dell'ordine. Li ho per collezionismo, avrebbe affermato l'accusato. L'uomo era stato fermato prima dell'alba del lunedì 15 dicembre a Borgo San Sergio. Mentre risaliva in macchina era scattato il blitz degli agenti della polizia locale. Durante l'arresto il presunto piromane avrebbe colpito uno degli operatori in borghese, che ha dovuto ricorrere a cure mediche. Gli investigatori monitoravano Zaccaria da tempo, fin dal 2023. La prima segnalazione di danneggiamento alla polizia locale era avvenuta a seguito di una denuncia presentata da una 28enne triestina che sarebbe stata oggetto di attenzioni non desiderate da parte dell'uomo, ma successivamente l'accusa di stalking era stata archiviata, così come erano state archiviate altre contestazioni di incendio doloso. Ma gli investigatori hanno continuato a monitorare il sospettato. Inoltre sono ancora al vaglio i numerosi danneggiamenti che per anni sono stati perpetrati ai danni delle macchine di dipendenti Asugi all'ospedale di Cattinara. Maxi sequestro di tabacco a Pordenone. La Guardia di Finanza ha denunciato un cittadino extra UE dopo aver intercettato 50 kg di tabacco da masticare proveniente dal Belgio. La Guardia di Finanza di Pordenone ha chiuso un'indagine su un caso di contrabbando di tabacco. Un cittadino extra Unione Europea è stato infatti denunciato alla procura. Il controllo è scattato vicino a una società di spedizioni. I finanzieri hanno fermato un addetto alle consegne che stava ritirando 2 pacchi arrivati dal Belgio. All'interno c'erano 50 kg di tabacco da masticare, del tipo Macla, già divisi in confezioni, pronte per essere vendute. Secondo quanto emerso, il tabacco veniva fatto arrivare dall'estero più volte, senza pagare le imposte previste, per poi essere rivenduto illegalmente. Le indagini ora proseguono per capire quanta merce sia stata venduta nel tempo e quali siano stati i guadagni. L'attività rientra nei controlli della Guardia di Finanza contro il contrabbando per difendere le entrate dello Stato e tutelare i consumatori. Il procedimento è ancora nella fase iniziale, la persona coinvolta è da considerarsi innocente fino a una decisione definitiva del giudice.
Non ho paura di essere arrestata. Dopo la revoca dell'immunità, l'europarlamentare vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti respinge ogni accusa di corruzione nell'ambito del Qatargate. L'europarlamentare vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti respinge ogni accusa di corruzione nell'ambito del Qatargate. Le è stata tolta l'immunità, ma rivendica trasparenza e correttezza nel proprio operato, definendo l'inchiesta uno schiaffo alla democrazia e al Parlamento europeo. La definisce una questione politica prima che giudiziaria. È una questione politica perché è stato così dichiarato da un esponente di Fratelli d'Italia, cioè il mio caso non è stato valutato entrando nel merito delle questioni, cioè mi spiego, io di fronte alla commissione giuridica avevo prodotto molti documenti con i quali ho smantellato punto per punto le circostanze che mi venivano attribuite dalla procura. Moretti continua a ripetere che i documenti fin qui prodotti agli inquirenti dimostrano il contrario. Con questi documenti non solo ho provato che appunto le circostanze che mi vengono attribuite non corrispondono al vero. Faccio un esempio fra tutti. La procura dice la Moretti si è recata svariate volte in Marocco. Io in Marocco non ho mai messo piede in vita mia e questo è facilmente provato dal mio passaporto, da cui emerge che io in Marocco non ho mai messo piede. Oppure dicono che io avrei partecipato ai mondiali di calcio in Qatar, alla partita dei mondiali di calcio in Qatar. Anche qui dal mio passaporto si evince chiaramente che io non sono mai stata in Qatar a vedere i mondiali di calcio. La tesi della parlamentare è che i magistrati vogliono entrare nel merito delle questioni politiche. Entra nel merito delle mie idee, delle mie dichiarazioni, dei miei voti. Se avete seguito questa vicenda non vi sarà sfuggito che tra le denunce degli indagati c'è anche il fatto che nel 2021 noi siamo stati, seguiti, pedinati, siamo stati ascoltati, intercettati anche nelle aule parlamentari. Avendo perso l'immunità, Moretti ha paura di essere arrestata? E io dico no, perché confido nel fatto che il Belgio sia un paese europeo dove vige lo Stato di diritto, anche se stanno emergendo in queste settimane all'interno di un procedimento che gli indagati del Qatargate hanno messo in piedi contro la procura, stanno emergendo degli elementi inquietanti. Dopo la nomina del professor Gino Gerosa ad assessore alla sanità della Regione Veneto da parte del presidente Stefani, arrivano i complimenti del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben. Un gran buon lavoro, in bocca al lupo, collaborazione assolutamente costante, continua, se naturalmente viene richiesta. Ci fa piacere che un nostro professore, un nostro medico sia presente a quel livello regionale nel gestire appunto il tema sanitario, quindi veramente un augurio. Questi gli auguri di buon lavoro al neo assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, già professore e medico dell'azienda ospedaliera di Padova. Il direttore generale Giuseppe Dalben sa che nel 2026 saranno molti dossier che dovrà trattare con il professor Gerosa a partire dal nuovo ospedale di Padova Est. Nel 2026 va assolutamente continuato il percorso progettuale su Padova Est, è veramente la priorità del 2026, poi dobbiamo realizzare quell'edificio polifunzionale che sorgerà accanto al policlinico per poter poi permetterci di appunto completare con l'edificio dell'ospedale Mamma Bambino accanto alla pediatria l'area materno-infantile che resterà in via Giustiniani. La Fondazione Foresta, che si occupa di ricerca biomedica, ha studiato a fondo i PFAS, composti chimici inquinanti di cui si è occupata recentemente la cronaca, specialmente nel Vicentino. Ebbene, una ricerca che ha verificato il rapporto tra PFAS e vaccini pediatrici. Cosa succede quando i PFAS, i composti chimici che contaminano acqua e alimenti e destano preoccupazione per la salute, si mischiano col sistema immunitario dell'uomo, anzi meglio, dei bambini? Una ricerca dell'Università di Padova e della Fondazione Foresta chiarisce
come ridurrebbero del 45% la produzione di anticorpi. Lo studio nasceva dall'osservazione che nei bambini nati in territori per così dire contaminati dai PFAS, soprattutto dal PFOA, la risposta ai vaccini risultava più debole, quindi erano coperti di meno dalla possibilità di superare le infezioni. Ora si dovrà seguire con attenzione la reazione ai vaccini, questo è lo sviluppo per la ricerca. Nella maggior parte dei casi si tende a superare questo fenomeno, quindi non voglio essere tranquillizzante, però se la malattia per la quale era stato vaccinato dovesse comparire in modo più evidente, bisognerebbe che ci fossero da parte dei medici degli interventi atti a controbattere la malattia con altri sistemi farmacologici. È bene sottolineare però che i vaccini non sono in discussione, anzi. No, assolutamente, viene dimostrata ancora di più, perché quando qualcosa si interrompe nell'attività dei vaccini, questi non reggono più la difesa per la quale sono stati proprio individuati. Il messaggio alle famiglie dunque è di conforto. Un messaggio di conforto, perché si sta scoprendo molto e scoprire molto significa che si può poi trovare una soluzione, non per tutto ma per tanto, e noi ci stiamo quasi arrivando a trovare una soluzione per ridurre l'influenza negativa dei PFAS sulla salute dell'uomo. Tumore raro al fegato diagnosticato per tempo, lieto fine per una giovane donna grazie alla riuscita di un intervento complesso all'ospedale di Cittadella. Prima un dolore persistente al fianco destro, poi la scoperta inattesa che cambia tutto. È la storia di una giovane donna seguita dall'equipe del dottor Alfonso Giovanni Recordare, direttore della chirurgia generale dell'ospedale di Cittadella. Dopo una serie di accertamenti effettuati in Lombardia, alla paziente viene riscontrata una voluminosa lesione al fegato, inizialmente considerata benigna e per la quale viene prospettato un intervento tradizionale, non urgente. Alla ricerca di un'alternativa meno invasiva, la giovane però decide di approfondire e arriva a Cittadella per un consulto specialistico. Qui però gli esami di approfondimento evidenziano elementi che non convincono i medici. Viene quindi eseguita una biopsia che ribalta la diagnosi. Non si tratta di una lesione benigna, ma di un tumore epatico raro che richiede un trattamento chirurgico complesso e tempestivo. Il caso viene valutato dal gruppo multidisciplinare dell'ospedale che decide per l'intervento. L'operazione, lunga e delicata, si conclude però con esito positivo. La paziente supera infatti la fase post-operatoria senza complicanze rilevanti. Oggi la ragazza sta bene ed è tornata alla sua vita, una storia a lieto fine alla vigilia delle feste. La spesa delle famiglie venete di dicembre supera i 2,2 miliardi di euro. Secondo Confartigianato Imprese Veneto i consumi sono in crescita con una forte incidenza dell'artigianato. Il Veneto si conferma tra le regioni più dinamiche nei consumi di fine anno. Secondo le ultime stime dell'Ufficio Studi di Confartigianato, a dicembre la spesa delle famiglie raggiunge i 2 miliardi 267 milioni di euro, pari all'8,5% del totale nazionale. Il ruolo dell'artigianato è centrale. In Veneto il 37% degli addetti opera in settori direttamente legati alla domanda delle festività. Sono oltre 30.000 le imprese artigiane coinvolte, con più di 107.000 addetti nei comparti del cibo, della moda, del legno arredo e della manifattura artistica. In questo contesto Confartigianato rilancia la campagna Acquistiamo locale. A noi speriamo che tutti i cittadini del Veneto, delle nostre province, vadano ad acquistare prodotti artigiani, perché sono prodotti di qualità, tanto che questi prodotti recentemente sono stati anche riconosciuti dall'UNESCO, quindi motivo maggiore per andare ad acquistare e consumare prodotti italiani, da quello che riguarda l'enogastronomia piuttosto che tanti altri prodotti come regali. A livello territoriale Padova guida la spesa con 427 milioni di euro, seguita da Venezia e Treviso. Il comparto alimentare resta il motore principale, sostenuto anche dall'export, che nei primi mesi del 2025 mostra segnali di crescita, soprattutto nei prodotti dolciari. Sempre più in voga anche i servizi alla persona. Quello che è il consumo di prodotti, quindi di servizi, in questo caso che riguardano la persona, anche in questo caso bisogna andare da figure professionali che abbiano fatto dei percorsi, che abbiano una sede, che siano regolari in tutto. Ecco perché gli artigiani rappresentano questa regolarità e questa capacità
di fare servizi di alta qualità e quindi che sappiano valorizzare il loro prodotto, ma soprattutto dare una garanzia alle persone che ne usufruiscono. Questo è importantissimo per la qualità della vita che tutti noi vogliamo. Noi siamo in chiusura, ringrazio Francesco Cerone, Marco Gagliazzo in regia, io vi lascio alla sigla, poi ci saranno le previsioni del tempo e poi continuerà la nostra programmazione con la ricetta del giorno di Casa Pappagallo alle 14:30 Mani in Tasca con il professor Paolo Gualtieri che risponde alle vostre domande sull'economia quotidiana e poi alle 16, intorno alle 16:05 la nostra programmazione continua con il film Il Garofano Verde. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento naturalmente su Antenna 3.